sfidato Lucario. Vediamo se riuscirà a fare un 7-0 senza prendere un PG ironico bottom tier al posto del suo PG ironico bottom tier. Mamma che chiamano di barconcetto. Mamma che chiamano di barconcetto. Sì. Vabbè, tanto. 3, 2, 1, go! E intanto i ragazzi cliccano, fanno i tasti, cliccano le opzioni. Che disonesto. Eder fa di tutto per avere un po' di... Si tiene pure la palla, è proprio un criminale. Ma in questo momento inizia subito questo game. Gabri che in piccolissimo svantaggio, con un Porkons che comunque inizia a menare le mani. I player comunque sono in situazioni chiaramente molto even dopo l'inizio del set. Ora deve succedere ancora tutto, l'adapting eccetera eccetera. Comunque in questo momento quindi The Porkons contro Gabri on stage, fa un bel mix up all'edge. Oh, rullo. Sì, un sacco di percentuale raccolta su questo Lucario, un po' pericoloso, tuttavia sempre meglio di non colpirlo, cioè che dovrebbe fare altrimenti prova a punire un'opzione impunibile, molto pericoloso. Intanto ottimo back side B. Oh, salta in aria come una fogna. Bella FT da parte del Porkons, prende la prima stop di lead. In questo momento tanta vernice, però diciamo riesce a counterare il nostro Lucario di main di fiducia. Prova a coprire un salto perché gioca contro me che salto sempre. Bellissimo che l'ha fatta. Ok, in questo momento i due player sono in situazione di stallo. Abbiamo un buon vantaggio da parte del Porkons. Continua a estenderlo con tanta vernice e tanto danno. Prova il rullo. Oh, ottimo forza sfera a Pair. Ha provato la follia. Ah, forza sfera, chiaramente, sempre forte. Ottima opzione, soprattutto a queste percentuali, diventa più grande. Ottima per caricare i suoi setupini, cioè setuppare le sue cosine, buffe. Up throw, up pay e prende la stock. C'entra la buia, personaggio floating, quindi non è neanche troppo difficile andare. Ma il Porkons dimostra grandissima efficienza in questo primo game. Nel frattempo Eder comunque, diciamo, si ha ad avere un deficit sempre più grande. Pappi, ma non verrà punito perché diciamo un'opzione molto forte. Ha provato il down air folle, però non è riuscito. Bel nair, comunque lo tiene più possibile distante. In questo momento il Porkons, terreno tranquillo, non deve overcommittare, fare attenzione. Un bel mix up, tuttavia non riesce a farci molto. Ottima opzione sotto shield, prende la stock. Beh, primo game preso dal Porkons in maniera piuttosto convincente, tuttavia non senza risposta dal nostro Gabri di fiducia. Vediamo un po' come si sviluppa questo set in questo secondo game. Innanzitutto The Porkons contro Eder, secondo game, inizia adesso. Il porcone che in questo momento subito con una jab lo tiene fuori con un po' di Bayer. Ha sbagliato di direzione Gabri. Intanto abbiamo un po' di bombe all'edge, cerchiamo di fare sempre più vernice qui. Bella upper. Ottimo movement da parte di Gabri. Eder si sta a rendere difficile colpire. Bel fair, mamma mia, prende una stock molto early per il standard di Inkling. Lucario che straordinariamente in questo matchup non riesce a approfittarsi della sua aura, perché Pork effettivamente è sempre un passo avanti, riesce a trovare quelle read necessarie per prendere la stock. Ottima grab da parte del Porkons che batte il setuppino ironico. Prova F smash chiaramente adesso. No, invece non è provato, no, tra un po' di rispetto per il suo avversario.
Bel Nate. Madonna, che micro spacing. Esplode? Quasi! Non è esploso. Questo è molto interessante. Mi aspettavo che morisse. Vorrei inseguirlo con Rullo in tech chase. Qui intanto. Oh! Up air drag down up smash? Up smash out of shield. Mamma mia, che lead da parte del Porkons. 139%. Però se riesce a tenersi stretta questa stock, si può addirittura parlare di un reverse, cioè di un 3 stock che in questo momento diventa sempre più realtà. Con un parry sull'up B. Attenzione, up air pericolosissimo per questa percentuale. Il Porkons ha bisogno di sfruttare il meglio possibile questa grande lead. Lucario alla sua ultima stock, diciamo che quando arriverà ad alte percentuali sarà ancora più letale della norma, quindi è importante tenere a mente questo quando guardiamo questi player che si scambiano questi colpi, che è ancora recuperabile visto il character design peculiare di Lucario. Buona così. Nel frattempo Eder carica un po' di palle, viene lontano. Ciao Chimera, la leggenda. Sì, sul Pork è molto clean in questo momento. Comunque vede che sa quello che sta facendo, ma un po' di disadvantage un po' rischioso. Up throw. Prende la stock con questo buia. E quindi siamo 2-0 per The Porkon. Eder comunque ha combattuto fino alla fine, si è visto comunque un po' anche di adapting. Questo però vi ricordiamo è un set best of 5, come appena ricordato anche lo Stream Tool. Perciò in questo momento abbiamo ancora un game 3 da vedere. Vediamo se Eder riuscirà a guadagnarsi il game 4. Eder contro il Porkons. In questo momento terzo game inizia adesso. Un po' di vernice a parte del Porkon, che però non ha pitturato chissà quanto. Diciamo pittura come un padrone di casa quando io gioco nei virtuali. Abbiamo una piccola lead da parte di Eder, grazie a questo, grazie a un po' di combine, ma subito questa lead viene rimangiata. Comunque Inkling molto forte stage, difficile contestarla anche con l'edgeguard piuttosto forte di Lucario. Porkons che come un esperto recupera sempre basso. Facendo attenzione a non farsi analizzare. Però ad alta percentuale adesso. Oh, questa era un bellissimo setup sullo scudo. Bel down tilt. Roll. E si è beccato in forza sfera. Prende la lead per la prima volta nel set Eder. Un 71% di percentuale su di sé. Non male, assolutamente. Buona lead sulla quale partire per prendere magari un intero game. Un po' di vernice. Sì, qua si è fatto saltare un po' in aria. Porkons nel frattempo non le morde. Un bel nair. Get off me. Anda via. Oh, attenzione. Situazione di ledge trap. Eder che sta pushando sempre più questo advantage. Ottimo uptilt. Pulitissimo Eder che con un trade di stock. Momento di BZ che è assolutamente convenuto a Eder in questo momento. Porche fa qualche combo, prende un po' di danno. Ma in questo momento la lead è ancora grande da sormontare. Importantissimo per Porche prendere sotto il prima possibile, percentuale più bassa possibile, poter giocare contro una versione non troppo forte di Lucario e dunque poter capitalizzare su poter riprendere un attimo la lead. Ma in questo momento vediamo un Gabri che comunque stende questo advantage. Porkons comunque un po' di corner pressure. Sì, che succede? Cosa facciamo?
facciamo io comunque. Poi filmato allora un altro streamiamo. Un altro streamiamo, sceglietelo voi. Vedi cosa dicono le ragazze. Sì, non giocherò bene, ma sì, va bene. Non mi aspetto che sia competitiva, però va bene. Se avete altre idee migliori in caso fate. Nel frattempo che è successo? Cioè vedo una situazione decisamente più even rispetto a come era partita. Attenzione! Aura Sphere into a pair su Porkon. Prende la stop e il game. Siamo 2-1. Perde Porkon. Cosa? C'è buona seme loro, se non Quanto è l'ora? Sono buono 7 ore. Però se volete mandare me non è un problema. Stop battle. Inkling. Più che altro io vorrei anche mandare. No, non faccio niente, vabbè mandi un morso di panino e poi gioco di nuovo. Adesso vediamo come fare per gestirci questa cosa. Intanto prima il casting. Ah ok. Intanto Porkons inizia con una bella jab, prende un 20%, pochino di vernice, bel nair da parte di Lucario che però non porta moltissimo. Ottimo spacing nel back air, l'ha piazzato sulla piattaforma mentre cadeva, rendendosi più difficile da punire. Oh, ottima risposta all'edge, al setuppino della morte di Inkling. Bel fair, riesce a salvarsi. Stavo iniziando ad avere paura. Ok, intanto vediamo F-Tilt che era una buona opzione safe da mandare. Alla Gentleman Jab, ottima idea. Altro. È morto. Ottima stock presa early al Porkons che conferma un pochino di... che diciamo lo mette in una bellissima situazione comunque. Avere una buona lead di percentuale su Lucario è sempre comodo, non importa lo stock count. Ok. Qualche combino, mando off stage. E l'altra grab. Mamma mia, lo mando off stage continuamente. Riesce a recuperare il Gabris. Oh, best LB. Best LB reversal, però è stato un pochino greedy. Non è stato punito chiaramente, perché comunque Consene è comunque piuttosto forte. Sta caricando la palla. Cerca di impedire il più possibile a Porche di prendere footing in questo set. F smash così sul neutral get up perché ci piace un sacco la skill in questa community. È morto. Up throw up air di nuovo. Ottimo uso della buia da parte di Porkons, che non ne sarà ancora una. In generale però sono un advantage stage molto più forte rispetto ai mesi precedenti. Porkons che si è riconfermato come uno dei player più forti della regione in maniera indiscussa tramite un piccolo power up negli ultimi mesi che l'ha molto aiutato a battere le fraud allegations. Comunque sempre rispettato il Porkons, sempre stato un grandissimo player. In questo momento comunque abbiamo una un po' pericolosa, un giocare al 100%, ottima l'air dodge. Ottimo il side B da parte di Gabri. Prova up smash. Sì. Mamma mia, vista la grab, ma di pochissimo, bastava girarsi. Lo spacing era quasi perfetto. Bene così. Il Porkons. Tutti. Bel fair. Hai vinto tu o ha vinto lui? Finisce il set, dunque 3-1 per il Porkons. Nonostante un game molto convincente da parte di Eder, abbiamo visto l'adapting da parte del Porkons che non perde